Giorno 16 Ravenusa scende in piazza per l'acqua pubblica. Sì, Ravanusa scende in piazza con l'acqua pubblica e unitamente ad un comitato civico che è sorto per l'occasione, appunto, che lotta da parecchio tempo perché si ritorni ad una gestione pubblica di un servizio che sembra, diciamo, che è fallimentare, fallace, ha vessato tanto i cittadini. Quindi torniamo, è necessario, purtroppo dobbiamo dire che è appunto necessario tornare in piazza a gridare il nostro disappunto rispetto ad una gestione che ha, come abbiamo saputo dalle recenti appunto notizie che ci giungono, diciamo una gestione critica di questo servizio. Quindi scendiamo in campo un'altra volta per difendere il diritto alla salute e per spingere l'ATI, che è l'organismo di controllo di questo gestore, per spingere l'ATI a risolvere la convenzione con la Girgenti Acque, perché si può fare, avendo l'ATI acquisito tra l'altro un parere del professore Mazzarella, dell'avvocato Mazzarella di Palermo, e senza che ciò comporti, come ho detto in altre sedi, comporti per i comuni dell'Agrigentino un ulteriore aggravio, perché prima ci dicevano che la risoluzione era impossibile tecnicamente e giuridicamente, perché i comuni sarebbero stati costretti a pagare penali esose che avrebbero gravato sulle casse dei comuni, e questo diciamo li ha fatti demordere dalle. Però adesso abbiamo un parere tecnico, ripeto, giuridico di questo tipo positivo, per cui non comprendo perché l'ATI non dovrebbe muoversi in tal senso, e quindi la manifestazione ha lo scopo di sollecitare, di sostenere l'ATI in questo delicato processo che ci porterà finalmente a liberarci di un gestore sempre meno gestore e sempre più esattore. Cosa si contesta in particolare a Girgenti Acque? Poi la manifestazione avrà il sostegno anche dell'amministrazione comunale? Non credo che praticamente l'amministrazione comunale ufficialmente sostenga la manifestazione. Quello che noi come Intercopa abbiamo sempre contestato al gestore privato è una mancanza di efficientamento praticamente del servizio, delle tariffe care. E praticamente noi siamo per l'acqua pubblica perché c'è stato un referendum che è stato votato ampiamente dai cittadini, e crediamo che la migliore delle gestioni sia quella pubblica, sia in termini praticamente di efficienza di servizio, sia in termini praticamente di tariffe.